Io l'ho saputo ieri sera alle 8:30 quando ho sentito il direttore Flora che mi ha detto che insomma tutti questi allarmi che c'erano stati, rischio crollo, abbiamo avuto 15 giorni dove tutti i giorni le pagine dei giornali c'erano interviste da tutti gli organi politici del PD, dell'NCD, dell'UDC, insomma tutti che dicevano che c'era un grande rischio crollo e responsabilità ovviamente sempre dell'amministrazione comunale e l'attesa su Padova Est e Padova Ovest e l'ospedale non si fa e così. Si fanno le prove tecniche come avevo chiesto io e come aveva chiesto anche il direttore Flora, le prove tecniche fatte dall'università e quindi grazie anche al prorettore che si è messo a disposizione, hanno fatto subito le prove di carico e viene fuori che invece lo stabile è a posto, è a norma, hanno fatto le prove di carico e quindi non c'è nessun rischio crollo. Allora io lo dico francamente, c'è stato un problema anche di allarme che adesso valuteremo, perché non è che si possono lanciare segnali di questo tipo di allarmismo anche nei confronti della popolazione su un tema così delicato che è quello della sanità, dove ci sono dentro dei bambini e quindi sembrava che bisognasse sgomberare l'ospedale nel giro di qualche giorno e dopo invece si fanno le verifiche tecniche e viene fuori che effettivamente il pericolo non c'è. Qualcuno dovrà rispondere di quello che è successo in questi 15 giorni. Certamente non l'amministrazione comunale, io sono stato fra i pochi che ha sempre ripetuto facciamo le perizie, facciamo le verifiche e dopo ci mettiamo attorno a un tavolo assieme alla Regione e all'Università per trovare una soluzione. Adesso non occorre più pensare di spostare la pediatria chissà dove fuori da Padova o a Sant'Antonio, tutto rimane com'è e l'auspicio è che finalmente nei prossimi giorni riusciremo a chiudere questo accordo di programma per fare seriamente questo progetto di Padova Est con il grande impegno che ha messo in questo anno l'amministrazione comunale. Prima di lanciare un allarme così generalizzato e anche pericoloso diciamo, nei confronti anche di chi ha la responsabilità delle istituzioni, dal sindaco a ovviamente il rettore, al presidente della regione, al direttore, e così prima di coinvolgere si doveva aspettare qualche giorno e magari prima di fare questo lancio che c'è stato, che ha avuto ovviamente un riscontro negativo anche sulla città, anche sull'immagine della sanità padovana a livello anche nazionale, prima di fare una cosa di questo tipo bisognava fare le verifiche. Questo non è stato fatto, io penso che è stata una gestione veramente scandalosa di chi ha voluto lanciare questa notizia in maniera sbagliata e del tecnico che invece di effettuare le prove di carico ha voluto rendere nota una perizia che forse andava prima valutata.